Buonasera, bentrovati a Corner, sono qui, non vi preoccupate. Siamo pronti per cominciare un'altra puntata di quello che è l'approfondimento del lunedì, tutto dedicato al Catania. Vi racconteremo non solo della partita di ieri, ma ci proietteremo chiaramente anche a quella che è la prossima sfida, quella con il Cosenza. In mezzo ci sarà tanto mercato, la Moviola. Lo faremo con chi lo faremo questa sera? Allora, partiamo da Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Max Velotto l'avete già scoperto, ve lo ripresento. Buonasera a tutti. E poi alla mia destra stasera non c'è in studio Angelo Patanè, ma c'è Carlo Breve. Buonasera Carlo. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Fra poco ritroveremo anche Angelo Patanè, non vi preoccupate. Intanto vado dalla nostra Giulia. Buonasera a te Giulia. Buonasera a te Angelo, buonasera a tutto lo studio, buonasera a voi telespettatori. Vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Allora, tanti messaggi che proveremo a farvi vedere non soltanto nel nostro serpentone che gira, e quindi avremo la possibilità di fare osservare quelle che sono le vostre riflessioni, ma avremo la possibilità anche di leggere assieme a Giulia. Ma abbiamo finito? Sì, l'avete capito perché non c'è Patanè? Che cosa è successo? Perché la scenografia è rimasta Corner anziché Pataneide, quindi lui per protesta si è ammutinato. Si è ammutinato, vabbè. Lo scopriremo fra non molto dove si trova Angelo Patanè, ma intanto, come facciamo sempre a lunedì, vediamo il riassunto della partita di ieri in questa clip, nella nostra copertina che oggi è stata montata da Massimo Ceraulo, e vedremo anche alcune cose inedite. Ma tutto questo arriva adesso. Adesso i cori dei tifosi della Catania che vedete inquadrati tra l'altro dalle camere di Angelo Pandolfo. La partita è iniziata proprio in questo istante. L'inserimento di Calcagni che si era praticamente perso Donnarumma, o meglio Donnarumma si era completamente perso Calcagni. Siamo sulla tre quarti, distante 11 metri rispetto all'area di rigore. Bruzzolini che la mette a mezza altezza, pallone che sorvola, praticamente rimbalza davanti all'area di porta. Con la finta lo batte a Battocchio, il calcio di punizione morbido all'interno dell'area di rigore di Tacchio, poi la botta, il palo e il gol. Incredibile, tanto Tonocchio e Piov che Tirelli ha messo il pallone in fondo al sacco. Il gol del Catania, c'è il gol del Catania, c'è il gol di Casasola, quando tutto sembrava perduto arriva Casasola e mette con una diagonale il pallone in fondo al sacco, un'azione rocambolesca quella del Catania, si erano quasi fermati i giocatori della Monopoli. Siamo all'interno della rigore, c'è ancora movimento, il pallone che spiove, il gol del Catania di Caturano, fa il gol, pazzesco, che giocata da Ausilio, che giocata di Lunetta, tutto a sinistra, poi palla che rimbalza, da Ausilio che fa una giocata da davvero mago, da circo equestre. L'arbitro fischia 3 volte, la fine della partita, la fine della gara. Incredibilmente il Catania vince sul campo della Monopoli, una vittoria che regala alla formazione rosazzurra il primato in classifica dopo aver sofferto per un tempo e mezzo.
Allora, abbiamo rivisto la partita di ieri, abbiamo visto l'esultanza di Angelo Patanè, che non abbiamo visto prima in studio, ma adesso lo salutiamo. Grazie per essere anche stasera con noi da lontanissimo. Buonasera Angelo. Ciao. Buonasera Angelo, buonasera Alessandro, buonasera Carlo, buonasera Max. Oggi mi avete messo così in castigo proprio perché Alessandro ha deciso di mandarmi a Trento in montagna, ma non a farmi la settimana bianca. Sapete che non amo particolarmente il mare, proprio perché non amo la neve, mi ha mandato a Trento e quindi vi trasmetto da qui, ma non potevo non essere con voi nel festeggiare questo momento, che poi una festa effimera perché riguardano soltanto 3 punti in classifica, riguardano una vittoria che i maldicenti o quelli che probabilmente hanno meno esperienza del mondo del calcio potrebbero dire che è stata la rapina perfetta, però Alessandro sa perfettamente che è il stesso lavoro. Angelo, la rapina perfetta. sì, no, ti interrompo soltanto perché vorremmo sentire la tua voce con una qualità migliore. Vedremo un attimino di sistemarla perché il video è perfetto, ma la qualità del tuo audio diciamo che lascia a desiderare. Pensavo che mentre tu insomma... dimmi, senti? Ci abbiamo provato. Ci stiamo provando, ma è ancora molto gracchiante. Fra un poco cercheremo di recuperare allora il collegamento con te. Facciamo un primo giro di opinioni intanto qui in studio. Partirei da Carlo, che ieri ha commentato la partita con noi proprio in studio, in quella stessa posizione dove ti trovi proprio stasera. Una partita strana, diciamo così, le chiamano partite sporche, tipiche partite da Serie C, perché queste sono le partite da Serie C, questo è il campione di Serie C e rispecchia, diciamo, quello che è successo. Una squadra che magari non è stata brillante per 75 minuti, poi alla fine, quando sono arrivati in campo alcuni giocatori, è cambiata l'inerzia della gara. Il Catania ha incontrato una buona squadra, Angelo, una squadra che ha preparato bene la gara, conoscevano bene il Catania grazie alla presenza nello staff di Massimo D'Urso, che conosce pregi e difetti di quella che è la rosa del Catania. Hanno preparato bene la partita e dopo i primi 10 minuti di studio hanno preso coraggio, secondo me, dal doppio errore di Dini e di Quaini nella occasione in cui poi ha preso il palo, credo, il centrocampista Calcagni, esatto. Lì ha preso coraggio il Monopoli, con tante rotazioni in mezzo al campo, soprattutto sull'asse di destra, dove Valenti e Calcagni rotavano abbastanza bene e non davano punti di riferimento. Il Catania non riusciva più a pressare bene in quella zona del campo. Poi il Catania ha avuto una palla gol importante in quella situazione del rigore più o meno che poteva essere assegnato. Ha fatto un paio di situazioni, soprattutto a sinistra, dove una volta Donnarumma, proprio nell'occasione del rigore, una volta Celli in sovrapposizione a Bruzzaniti, ha messo una bella palla in mezzo. È ritornato ancora il Monopoli e ha fatto l'ultimo quarto d'ora del primo tempo abbastanza bene, mettendo sotto il Catania. Diciamo che nel primo tempo il Catania non ha pareggiato dal punto di vista agonistico e dell'attenzione e della concentrazione la stessa intensità che ha messo invece il Monopoli. Nel secondo tempo diciamo che ancora si è ripetuto per una buona parte del secondo tempo questo copione, con un buon Monopoli che è andato in vantaggio dopo 5-6 minuti, credo, del secondo tempo, su un calcio di punizione respinta da Di Tacchio. La risalita non è stata perfetta della linea difensiva, così come a Foggia, e Tirelli l'ha messa dentro. I cambi sicuramente hanno dato qualcosa in più alla squadra rossazzurra e hanno tolto i cambi che ha fatto mister Colombo qualcosa invece al Monopoli. È cambiata un po' la partita, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Nell'ultimo quarto d'ora il Catania con i cambi ha acquisito qualità, ha messo sotto di nuovo, finalmente ha messo alle corde il Monopoli. Pareggio di Casasola, gli ultimi 10 minuti tutti appannaggio del Catania, e con poi un gol da rapace dell'area di rigore, da predatore, così come l'abbiamo definito, perché se vedete bene il gol di Caturano è stato 30 secondi fermo sul secondo palo, perché sapeva che la palla sarebbe arrivata lì. Alla fine 3 punti fondamentali perché riportano il Catania in testa alla classifica, vittoria pesantissima. Bene, Alessandro,
e poi forse abbiamo recuperato Patanè. Vorrei soltanto un check da te, Patanè, vediamo se il tuo audio è buono in questo momento. Ti sento forte e chiaro, Angelo. Vabbè, abbiamo perfezionato, penso, anche l'audio. Ti sentiamo anche noi un po' meglio rispetto a prima, rispetto a quanto abbiamo sentito prima. Vorrei andare da Alessandro Vagliasindi. Sì, la considerazione che faccio è sulla circostanza che il calendario in teoria offriva al Catania nelle ultime 4 giornate la possibilità di allungare sul Benevento, perché il Catania nelle ultime 4 ha avuto l'Atalanta in casa, poi è andato a Foggia, poi ha avuto la Cavese e ieri è andato a Monopoli, quindi 4 partite diciamo da coefficiente di difficoltà generale diciamo medio-basso, e la speranza era quella di riuscire a staccare il Benevento in considerazione del fatto che il Benevento giocava col Crotone, per esempio, col Casarano, che sembrava una partita più complicata, e invece il Benevento non molla, anzi risponde colpo su colpo, sciorinando un gioco assolutamente pregevole. Adesso viene il difficile, perché è in una fase della stagione dove qualsiasi tipo di errore lo puoi pagare carissimo e poi in qualche modo smarrire qualche certezza. Io credo che la settimana prossima, cioè la partita in casa col Cosenza, con il Benevento che affronta il Siracusa in casa, può essere uno snodo molto importante, perché se il Catania riuscisse ad avere ragione del Cosenza, e non è facile, perché lo vedremo meglio più avanti, il Cosenza su 11 trasferte ha perso soltanto una gara a Foggia, sbagliando 2 rigori, e quindi è una squadra in trasferta temibilissima. Quindi se il Catania riuscisse ad avere ragione del Cosenza al Massimino, credo che sullo slancio a quel punto di 3 vittorie consecutive, che sarebbero Cavese, Monopoli e Cosenza, potrebbe veramente prendere l'inerzia giusta per cercare il margine sul Benevento. Poi ci sono delle altre considerazioni da fare che riguardano l'extracampo, perché giovedì il Tribunale Federale potrebbe sancire l'esclusione del Trapani dal campionato. Su questo ci arriviamo Alessandro. No, è importante perché potrebbe modificare la geografia della classifica, perché il Catania guadagnerebbe 2 punti sul Benevento, perché ricordiamo che il Catania ha pareggiato a Trapani, il Benevento ha battuto il Trapani, e in questo momento dove si lotta punto a punto una circostanza del genere capite bene che può essere anche molto molto importante. A proposito, hai tirato in ballo il Trapani, allora diamo una notizia da prendere ovviamente con le dovute cautele, perché indipendentemente da quello che succederà giovedì 22, il Catania ha in programma la partita con il Trapani venerdì 6 di febbraio. Allora, c'è stato nei giorni scorsi un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Catania in prefettura. La decisione che sarebbe scaturita è quella di rinviare la partita a data da destinarsi. Qual è il motivo? Il motivo è che sapete bene che a partire dal giorno 3 e sino alla 6 all'ora di pranzo a Catania si festeggia Sant'Agata. Ricordiamo anche che noi seguiremo con le nostre emittenti Telecom, Antenna Sicilia, la diretta di quanto avverrà durante i giorni dei festeggiamenti agatini, e allora, proprio in considerazione del fatto che l'ordine pubblico, insomma gli agenti, tutta la struttura della sicurezza sarà messa a dura prova e non avranno la possibilità, diciamo così, neanche di poter respirare, perché sono giorni molto intensi, da qui la decisione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ufficializzata nei prossimi giorni, decisione che sarebbe già stata presa, di rinviare a data da destinarsi la partita tra il Catania e il Trapani. Il che non sarebbe una buona notizia in linea generale, perché significherebbe andare a incastrare questa partita in una fase della stagione, certo, dove il Catania si avvicinerà al mese decisivo, che è quello di marzo, dove io credo che si avrà, insomma, l'epilogo, insomma, si capirà che come andrà a finire. È molto presumibile. Allora, ho Patanè in attesa, fra poco vengo da te, Patanè, un giudizio sintetico
di Max Sintetico in questo momento sulla direzione arbitrale. No, la direzione di gara dell'arbitro toscano è stata convincente, come ho detto ieri anche a diretta stadio, ha convinto la sua precisione, secondo me è stato un arbitro molto efficace, molto di sostanza, pochi fronzoli e secondo me ha diretto una gara in maniera molto molto pulita e precisa. Come ho detto ieri a diretta stadio, secondo me è una prestazione da 7. Bene, grazie, allora fra poco avremo anche modo di vedere diciamo, le immagini che ci riguardano poi per quanto riguarda la Moviola. Intanto diciamo che Cosenza e Crotone sono sullo 0-0, l'aggiornamento 26esimo minuto. 26esimo, quasi 27esimo. Giulia, vengo da te adesso per un paio di messaggi, appena due messaggi Okay. E poi facciamo pubblicità e dopo torniamo con Angelo Patanè. Ok, buonasera a voi dello studio, alla bellissima Giulia, grazie. Partita molto combattuta da fare venire addirittura un infarto. Alla fine il Catania ha avuto ragione di una bella squadra mettendoci in difficoltà. Caturano si sta misurando, è il salvatore degli ultimi minuti. E ancora, volevo sapere da Mister Breve il perché del Catania che quando va in trasferta non gioca o perlomeno non ha un impatto propositivo sulla gara. Grazie mille. Giulia, ci fermiamo qui, la risposta di Carlo praticamente dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, Angelo. Dopo la pubblicità ricominceremo con la risposta di Carlo e poi saremo da te e vedremo di fare anche una bella sorpresa ai nostri amici telespettatori. Tutto questo fra pochissimo, restate con noi di Corner. Allora, di nuovo insieme e abbiamo una risposta chiaramente da dare a un nostro telespettatore. È vero che scusa, il Crotone è passato in vantaggio, No, il gol annullato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Okay. È vero che il Catania ieri non ha avuto un ottimo approccio in questa gara in trasferta, le altre fondamentalmente l'approccio è stato sempre positivo, non ha avuto il cinismo nelle altre gare in trasferta di mettere al sicuro il risultato, di mettere la partita in discesa e magari le prestazioni dopo questa mancanza di cinismo non sono state perfette in trasferta e hanno portato la squadra a una media che non è quella che serve per fare un campionato da capolista. La vittoria di ieri sicuramente rimette un attimino in linea queste percentuali. Allora, visto che ce l'abbiamo, Angelo, ti chiedo di pazientare, ci colleghiamo con Alessandro Quaini. Buonasera Quaini, benvenuto a Corner. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Allora, cominciamo subito. Facciamo vedere una clip? Vabbè, Sì. Allora chiedo alla regia di fare vedere una clip e la giriamo direttamente a Quaini. Sono 3 gol importanti, sono i gol di 3 assenti, diciamo, in questo momento nel Catania. Abbiamo voluto preparare apposta e così cominciamo questa chiacchierata con Quaini. La regia ce la fa vedere, grazie anche a Francesco Gigante che ci gira il video. Eccolo qui. Questo è Salvatore Aloi, Catania Monopoli, questa conclusione di Destro, partita d'andata. In ordine temporale il primo grave infortunio, questo ovviamente Cicerelli con la Salernitana, il secondo grave infortunio della stagione, l'intervento killer di Porro in occasione di Catania Latina, e questo Matteo Di Gennaro che con il legamento rotto segna il gol dell'1-0 contro la Cavese, anche lui purtroppo intervento chirurgico e stagione finita. Però, insomma, Questo 3 è un assenze... contributo che utilizziamo per coinvolgere Alessandro Quaini, perché sembra una frase fatta, ma il gruppo è la prima precondizione per costruire delle stagioni importanti come quella che finora ha disputato il Catania. No, sicuramente sono 3 assenze importantissime perché sono 3 giocatori fondamentali per la nostra squadra. Dispiace tantissimo, però sono comunque quotidianamente con noi perché Matteo è ancora oggi con noi. Cicerelli fra poco tornerà a allenarsi con noi, almeno al campo, anche se differenziato, e Sasà comunque lo sentiamo regolarmente, quindi sono tutti e 3 ragazzi che
che comunque sono sempre con noi anche se hanno avuto degli infortuni e cioè, sono comunque sempre partecipi nello spogliatoio. Alessandro, ieri prima del gol di Caturano tu hai provato la conclusione a rete, eravamo già credo nel primo minuto di recupero, una conclusione di sinistro all'interno dell'area di rigore, pallone che si è perso sopra la traversa. In quel momento mancavano a termini di recupero 3 minuti. Pensavi che fosse finita così, cioè 1-1, o dentro di te ancora c'era quell'energia positiva che ti portava a crederci in questa vittoria importantissima? No, sinceramente avevo la percezione di farlo il gol, quindi mancavano ancora 2 minuti se non sbaglio, quindi il tempo per un'altra occasione sapevo che poteva arrivare, quindi dentro di me sentivo che poteva arrivare l'occasione giusta per farlo. Alessandro, ti interrompo perché il gol del Crotone è stato convalidato, quindi il risultato è cambiato, Cosenza 0, Crotone 1. Vorrei coinvolgere anche Angelo Patanè, dalla lontana Trento, dalla fredda Trento. Non è che qui stiamo molto bene, qui c'è una tempesta di vento. Lo so. Alessandro, con Alessandro oggi abbiamo fatto un percorso inverso dall'aeroporto di Bari. Loro si sono imbarcati al gate 4, io al gate 8, ma ad Alessandro voglio chiedere subito una cosa. Quanto ti è servito questo secondo anno a Catania? Quanto sei cresciuto e quanto ti ha fatto piacere un prolungamento di contratto che significa la grande fiducia che ha questa società, questa città, questa gente nei tuoi confronti e soprattutto sotto un profilo di disciplina in campo? Quante volte ti avrà ripetuto Toscano di fare attenzione perché ormai era facile che ti tirassero fuori subito un giallo? No, sicuramente parto col dire che sono contentissimo della fiducia che hanno nei miei confronti e ringrazio la società, lo staff e i tifosi. Come dicevo, il fatto delle ammonizioni è una cosa sicuramente che devo migliorare perché devo imparare un po' a gestire i momenti perché poi mi condizionano le partite e magari poi metto in difficoltà anche l'allenatore a fare magari il cambio a fine primo tempo e quindi devo sicuramente migliorare sotto questo aspetto. Nelle ultime 2 non l'ho preso, quindi è un passo avanti. Bravo. Senti, ma quanti ruoli riesci a fare in campo? Perché praticamente dal centrocampo indietro li hai fatti un po' tutti quanti, ti manca soltanto forse trequartista e l'attaccante e il portiere. No, ormai mi conoscete, quindi sono a disposizione a fare qualsiasi ruolo dove c'è bisogno. Ovviamente adesso il mister mi sta utilizzando a centrocampo e questa è la posizione in cui mi alleno e la domenica gioco, quindi adesso come adesso centrocampista. Allora Angelo, scusami, vado da Carlo Breve che ha una domanda per Alessandro Quaglio. Buonasera Alessandro, devo dire che da centrocampista hai trovato secondo me proprio la piena maturità in questo ruolo, soprattutto quest'anno. Sei il centrocampista ideale secondo me per il modo di giocare che ha mister Toscano. Volevo chiederti invece, l'anno scorso magari in un determinato periodo non è stato così, il mister ti ha lasciato parecchie volte fuori e secondo me lì hai fatto tu uno step di grande maturità, perché quando sei stato chiamato in causa hai subito dimostrato di poter far parte di questo gruppo e di meritarti oggi il contratto. Cosa hai passato in quei momenti? Perché da calciatore li ho vissuti pure io, quando l'allenatore non ti prende in grande considerazione sono momenti difficili e magari avrai avuto dei cattivi pensieri. No, beh, come vedete quest'anno il fatto magari di giocare meno non significa non sentirsi parte del progetto. Come è successo ieri, ormai 5 cambi sono importantissimi, quindi anche magari entrare dopo, comunque giocare meno, non essere titolare tutte le partite è relativo, nel senso ormai su una rosa di 23, 5 cambi sono tanti, quindi come quest'anno tutti siamo parte integrante del progetto a prescindere
da quanti minuti, se si parte dall'inizio, se si entra o anche se non si gioca. Alessandro, in studio con noi c'è Max Velotto, una domanda per te. Ciao Ale. Ciao Max. Niente, sono felice, te lo dico sinceramente, di vedere 2 partite senza il cartellino giallo, perché su questa cosa qua io ne ho parlato molto, soprattutto sulla tua persona, e puoi essere testimone diretto che quando io ho collaborato con il Catania quanto abbiamo parlato di questo tipo di atteggiamento, ma perché io so come ragionano gli arbitri, e tra gli arbitri si parlano e poi succede che prendi un'ammonizione come Foggia, che secondo me era inesistente, va bene, ma solo perché la prendi, solo perché Quaini si è fatto una certa nomea. Sono felice nelle ultime 2 partite di vedere un Quaini un pochettino più controllato, anche nelle entrate, anche quando magari ti allunghi quell'attimo il pallone e poi cerchi di recuperarlo, lo fai con meno eruenza. Io ti chiedo anche a nome di tutto il popolo catanese di continuare su questa strada, di metterci l'impegno che hai sempre messo, di metterci la determinazione giusta, va bene, anche per far ricredere a chi dirige le partite la domenica che Quaini è un giocatore, è un professionista serio e non è un killer. I killer sono altri che conosciamo. Allora, abbiamo promesso di liberare Quaini intorno a 10 minuti, non ti impegniamo di più. Alessandro, una domanda di Alessandro, una domanda ancora di Patanese c'è e dopodiché liberiamo Quaini. Sì, Alessandro, da quando il Catania è tornato in Serie C, questa è la 3ª stagione, tu ci sei sempre stato, ti volevo chiedere in che cosa è cresciuto il Catania inteso proprio come club, come organizzazione, perché il primo anno chiaramente ci sono state le difficoltà notevoli, c'è stato sì la vittoria della Coppa Italia, però è stata una stagione molto complessa. L'anno scorso c'è stato un miglioramento, ma non si è arrivati a quel livello che magari una piazza come quella di Catania si poteva aspettare. Quest'anno sembra che ci sia la raccolta della semina. In che cosa è migliorato il club in questi 3 anni? No, penso che sia stata una crescita costante da parte di tutti. E sicuramente è importante anche una certa continuità, perché la Serie C comunque è un campionato difficile e anche avere una continuità aiuta. Sicuramente la crescita secondo me è stata costante e speriamo sia l'anno giusto. Allora, liberiamo Quaini. Angelo, avevi qualcosa da dire? Ma soltanto volevo chiedere a Quaini, lui che le vive dal campo, se i gap che si dimostrano tante volte in trasferta, da cosa sono provocati, lui che le vive sul campo, queste sensazioni, queste emozioni, o se sono ormai diventate più brave le squadre a conoscere un po' i movimenti e le carte del Catania, perché in casa c'è un Catania, in trasferta ieri al netto poi della vittoria finale c'è stato un primo tempo e un approccio alla partita che assomiglia a tante altre trasferte che non sono da capolista, quello che invece è riuscita a dimostrare in casa. Una risposta certa non ce l'ho, sicuramente noi facciamo il massimo, nel senso come atteggiamento anche in trasferta, poi i campi comunque in Serie C sono difficili, non tutti i campi sono comunque come quelli di Catania, anzi quasi nessuno, quindi sicuramente in casa nostra abbiamo qualcosa in più, però dobbiamo far di tutto per invertire questa rotta. Ieri abbiamo vinto e dobbiamo continuare su questo passo anche in trasferta. Grazie ad Alessandro Quaini per essere stato con noi, in bocca al lupo. E adesso, buona serata, adesso ci dobbiamo fermare, ma prima di fermarci Alessandro, stasera doveroso fare un ricordo per un tecnico che ha lasciato davvero il segno qui a Catania. Immagino lo ricorderà anche il nostro Angelo Patanè, con lui ha fatto tante interviste. Ci ha lasciato Piero Cucchi, che ha fatto tanto da giocatore, ma qui a Catania ha dato a questa squadra forza, carattere,
voglia di imporsi, e sono tanti, devo dire, telespettatori che ci scrivono. Volevo dire ad Angelo, se hai un ricordo particolare Ha allenato anche il Giarre, ha peraltro. allenato anche il Giarre. Non c'è Angelo in questo momento. Dicevo, proprio volevo andare da Patanè proprio per questo motivo, perché ha allenato proprio anche il Giarre. Comunque, insomma, condoglianze ovviamente alla famiglia di Piero Cucchi, che oggi purtroppo ci ha lasciato a 86 anni. 86 anni. Grazie, ci fermiamo, riprendiamo con i messaggi da casa con la nostra Giulia e poi abbiamo tanto altro da farvi vedere. Allora, Angelo, fra poco veniamo da te. Intanto vorrei riproporre ai nostri telespettatori una chicca. Attenzione, adesso la vediamo. Mandiamo questa clippettina. C'è ancora movimento, la pallone che spiove, il gol del Catania di Caturano, fa il gol, pazzesco, che giocata! Non ti mettere le mani in testa, perché sei tu. Angelo, ti posso dare un consiglio? Sì, in realtà, Angelo, mi trasformo, tu lo sai perfettamente. Sì. Alessandro, se sono qua è che grazie al tuo editto che Ma ti ovviamente posso, mi ha ti posso castigato. dare un consiglio? Sì. Uno di quei fiori che sono alla tua destra, lo puoi mettere dietro Sì. l'orecchio e continui il collegamento Esatto, così? esatto, quello che non marcisce praticamente. Invece, Però- Angelo, volevo chiederti una cosa, Angelo, perché non ho Sì, dormito Angelo. tutta la notte, ma la marcia Dimmi. dei moscerini, mi dici cos'è, No, per il favore? valzer. È il valzer, Quello è il valzer. Il valzer, ok. Il valzer del Cos'è? moscerino. Cos'è? Il valzer del moscerino, tu hai canzone, un'età questo è il giusta, valzer del ti ricordo che la canzone dello moscerino. Zecchino d'Oro, io sì. ho una certa cultura musicale, mi vogliono mandare anche a Sanremo, ma ovviamente non posso fare il Catania e Sanremo, Roberta poi non mi porterebbe con sé, ma è una canzone dello Zecchino d'Oro che faceva ullalla, 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 questo è il valzer del moscerino. Oh, ok. Abbiamo Intonatissimo, intonatissimo. che era una canzoncina così come nel valzer, che fai un passo avanti, ne fai due dietro poi alla fine. E Ok, questa era la sensazione che abbiamo vissuto sul campo. Svelato Però io questo mi sono mistero. trovato con te, Carlo, proprio perché nella partita di ieri, dietro le telecamere e dietro le quinte, alla fine, mi sono fatto una bella conversazione con Alberto Colombo, che è un allenatore bravo, competente e molto serio. Devi sapere che ci segue te, segue Gagliano, segue Diretta Stadio, e ci siamo fatti uno scambio reciproco di complimenti. Ma tra uomini di calcio ieri, durante la partita e alla fine, anche nel corso della partita, Gagliano lo ricorderà sicuramente, Alessandro pure, che ci ha coadiuvati da remoto durante tutto quanto il match, abbiamo detto più volte che sono quelle partite che paradossalmente puoi anche vincere. E dicevamo con Colombo questo, che ci sono rapine perfette. Quella di ieri poteva essere una rapina perfetta, ma per fare una rapina perfetta devi avere i rapinatori bravi, non è detto che ti vadano tutte quante bene. Però ieri il Catania ha cambiato marcia quando ha messo in campo i rapinatori bravi. Ha messo in campo Caturano, ha messo in campo D'Ausilio, ha messo in campo Lunetta. È stata lì la svolta della partita, e Colombo concordava. E io quante volte, Carlo, ne abbiamo parlato prima, durante, dopo la partita, con Max, con Alessandro, con Gagliano. Sono quelle partite che, a furia di sbagliare gli altri, quando diciamo a fine di una partita magari pareggiata dal Catania, che ci va un po' storta, guarda che queste partite rischi di perderle. Guarda che queste partite rischi di perderle, ed è quello che è accaduto ieri al Monopoli, che a furia di avvicinarsi al gol e di sbagliare la traversa, il salvataggio sulla linea, il tiro sbagliato fino alla fine, quello era un segnale d'allarme che ha fatto tanti anni di calcio, come te giocati, come noi da giornalisti, Alessandro, Angelo, Max da arbitro, e ricordandoci un po' il dettato di Angelo Busetta, che salutiamo sempre, di Angelo Micale. A un certo punto anche con Alberto Cicalini abbiamo pensato, questa è una partita che il Catania rischia di vincere. Tant'è vero che abbiamo fatto gli ultimi 8 minuti, 9 minuti con la consapevolezza che qualcosa potesse accadere, qualcosa di magico, qualcosa di giusto, qualcosa di giusto nell'ottica di un calcio che a volte
e Patrigno, perché in realtà ieri il Monopoli avrebbe sicuramente meritato qualche cosa di più. Patanè, c'è Questo non Max che significa- deve dirti qualcosa, vediamo cosa ti vuole dire. Sì, No, ho apprezzato molto, Angelo, la tua disamina finale della gara, perché hai fatto una metafora quando hai detto che è l'epilogo di un film thriller dove il colpevole è quello che meno ti aspetti. che meno ti aspetti e che soprattutto arriva all'ultima pagina. Bravo. Perché poi quei thriller che tu riesci, quei libri che io non guardo molti film, preferisco leggere i libri. No, quando ti accorgi che un libro è bello è quello che ti svela il segreto, l'arcano, che meno ti aspetti soltanto alle ultime 2 pagine. Mancavano una manciata di secondi, 120 secondi, 60 secondi alla fine di quella partita, arriva Caturano che per l'intero campionato d'andata abbiamo sottolineato come poteva essere il valore aggiunto e non lo era stato, e abbiamo sempre detto da questa trasmissione, da questa diretta, da diretta stadio, da corner soprattutto, che per noi Caturano è quell'elemento che deve portarci insieme al resto della squadra in Serie B, e ieri lo ha dimostrato. Angelo, Io guarda, ricordo ancora a Gagliano, sì. interdetto quando ho fatto il valzer il moscerino perché avevo la bassa frequenza, e quando raccontavo, perché poi io quando entro in transagonistica non mi ricordo assolutamente. Angelo, guarda, noi ti blocchiamo perché vai in transagonistica anche stasera, perché? Ah, sì, hai ragione. Dobbiamo farti Bloccami, vedere. bloccami. Angelo, secondo te stasera c'è una 2 box oppure no? Ce l'abbiamo, Patanè, ce l'abbiamo. Guarda, stamattina quando sono andato a montare questa cosa qui con Fabrizio Rizzo in sala montaggio, dico, ma dov'è l'affinità tra questi 2 gol? Cercavo di, perché solitamente noi facciamo vedere 2 gol simili, o subiti, o fatti, insomma, qui c'è l'errore della difesa, lì c'è la bravura dell'attaccante. Stavolta adesso facciamo vedere perché sono stati messi insieme questi due gol. No, non è che ha superato se stesso, però va a pensare cose. Mi ha dovuto telefonare per chiedermi ma perché stiamo facendo questa cosa. Difatti è lo Sherlock Holmes del calcio. Anche questo è un delitto perfetto. Anche questo è un delitto perfetto. Guardiamo la 2 box che abbiamo preparato, Angelo, vediamo insieme questi 2 gol. Il primo messo a sinistra è quello, diciamo, nella finale di Coppa Italia, e dall'altro c'è ieri Caturano, giusto? Ma che cosa hanno in comune? Che sono 2 golden goal, perché quello di Rocco Costantino è arrivato all'ultimo minuto dei tempi supplementari della partita di ritorno di Coppa Italia Catania-Padova, e quello di Caturano è arrivato praticamente all'ultimo minuto, e in entrambi i casi hanno determinato una vittoria del Catania. A sinistra il Catania con quel gol ha vinto la Coppa Italia, a destra con questo gol il Catania ha messo 3 punti nel carniere di fondamentale importanza. Cervellotico Vagliasindi, ci dobbiamo fermare, riprendiamo con Giulia, prepara i messaggi, fra poco di nuovo insieme a Corner. Ricominciamo allora con Giulia con i messaggi da casa. Questo messaggio è per Max Velotto e ti chiedono: nel gol del Monopoli al momento della deviazione secondo me c'è un giocatore in fuorigioco che si sposta all'ultimo, può compromettere la parata di Dini? Allora, l'abbiamo analizzato questo episodio e effettivamente il giocatore è più avanti rispetto al penultimo difensore del Catania, però pur essendo all'interno dell'area di porta non partecipa. Ricordiamo che la regola del fuorigioco dice che essere in posizione geografica di fuorigioco di per sé non è da ritenersi punibile se il giocatore non partecipa direttamente all'azione, non impatta sull'avversario. In questo caso qua secondo me è una situazione molto borderline. Chi colpisce il pallone e segna è in posizione regolare, chi sta non tanto di fronte a Dini non impedisce a Dini di vedere la traiettoria del pallone, quindi è una posizione geografica di fuorigioco non punibile, quindi secondo me ha fatto bene l'arbitro a convalidare la rete. Il giocatore era lungo. Sì. Poi Lucio46, volevo fare una considerazione. Il Catania secondo me soffre il 3-5-2, sarà una mia impressione? Poi, come si vede nel gol di Casasola, quando si gioca di prima si segna. Un caro saluto a tutto il team di Corner, in particolare al mio amico Angelo Patanè, vi seguo sempre dall'Islanda, da Alessio, grazie. Patanè, ammettilo, lo vediamo qui inquadrato, che sei a Trento a cena con Tabiani, forza Catania, da Giovanni, da Valverde. Chiaro che sì, no, non vedevo l'ora di incontrarlo e quindi stasera saremo insieme.
Al Catania manca moltissimo, sia tatticamente che come costruzione del gioco, un centrocampista come Aloi. Urge prendere nel mercato un giocatore delle sue caratteristiche da Fabrizio. Arriverà. Fra poco parleremo di mercato. Ancora un messaggio, Ancora un Giulia. messaggio da Nicola49. Toscano deve capire che bisogna rischiare sin dall'inizio della partita e deve soprattutto cambiare modulo. Buonasera a tutto lo studio, sono Gaetano da Catania e per me questi ragazzi hanno una mentalità vincente da vera squadra e attaccati alla maglia. Sono proprio un grande staff. Ancora c'è gente che critica Toscano. Volete capire che il Catania nel primo tempo stanca l'avversario e poi nella ripresa, grazie alla panchina che ha, annienta l'avversario? Tutti uniti fino alla fine. Ren 64. Grazie Mi Giulia, fermo. adesso facciamo la moviola e cominciamo subito con il primo caso. Max. Sì, no, io ho chiesto alla regia di selezionare un attimo. Quindi c'è un fuoriprogramma? Sì, c'è un fuoriprogramma rispetto ai 4 episodi che ci avevamo messo in scaletta. Chiedo alla regia di mandare la rete di Casasola per far comprendere al pubblico un particolare. Io vi invito a concentrarvi sull'atteggiamento dell'arbitro. L'arbitro in questa situazione, c'è un fallo non da questa immagine ma dall'immagine larga, È Ronco su Caturano. L'arbitro fischia rigore, guardate anche da qua, guardate il braccio destro dell'arbitro, mette il fischietto in bocca e concede il calcio di rigore, guardate, indica il dischetto ma poi convalida la rete. Allora il regolamento in questo caso qua, pur avendo fischiato quasi contemporaneamente al momento in cui Casasola calcia il pallone in rete, il regolamento prevede che l'arbitro può prolungare nell'immediatezza, può prolungare il fischio e convalidare la rete se c'è immediatezza e quindi non c'è un lasso di tempo tra l'interruzione del gioco, perché ricordiamo che il fischio è un'interruzione del gioco, quindi ipoteticamente al momento in cui l'arbitro emette un fischio tutto ciò che accade dopo non ha più valenza, ma in questo caso qua il fischio dell'arbitro Vingo avviene in maniera contestuale, contemporanea, imminente al tiro di Casasola, quindi l'arbitro è molto bravo a convalidare, a prolungare il fischio e a convalidare la rete. Questa è una giocata di classe dell'arbitro. Infatti questo qua è il classico esempio di esperienza che ha dato in più occasioni ieri Vingo, è stato molto intelligente a saper leggere le situazioni con molta parsimonia e con molta diligenza. Allora, adesso gli altri Torniamo in scaletta. quelli che sono ufficiali, i casi ufficiali che abbiamo preparato, Max. E cominciamo dal primo, che è la primo episodio, è dalla chiamata FVS del Catania, che secondo me io la ritengo opportuna, non la ritengo sbagliata la chiamata FVS per dinamica di situazione. Oggi ho spiegato velocemente nel reel, nel prodotto che facciamo la mattina, che secondo me l'arbitro fa bene a non concedere il calcio di rigore al Catania. Lo dico perché in queste situazioni qua, e qua si evince l'esperienza dell'arbitro, concentratevi sempre sull'arbitro. L'arbitro non segue il cross il giocatore che crossa, non segue la traiettoria del pallone, ma lui si concentra subito, sin da adesso, sulla coppia Casasola e il giocatore del Monopoli. Quindi lui da 7 metri secondo me ha tutti gli elementi per valutare questo contatto come un contatto di interferenza, quindi un contatto di disturbo, piuttosto che un vero e proprio fallo, perché se vogliamo parlare di rigore, di contatti del genere in area di rigore ce ne sono diversi durante la partita. Anche ieri nel secondo tempo ci sono stati un paio di contatti, tra cui quello che proprio parlavamo prima sul gol di Casasola, in quella circostanza lì, cioè un contatto in area di rigore su Caturano, che è molto più evidente perché è un contatto basso, quindi era calcio di rigore. In questo caso qua secondo me l'arbitro fa bene, perché paradossalmente andare alla review, andare all'FVS, non hai un'immagine migliore. Secondo me l'immagine ottimale ce l'ha lui, la convinzione con la quale lui e con entrambi le braccia subito comunica che non c'è nulla, è l'emblema che lui ha avuto tutti gli elementi per poter valutare in maniera corretta. L'unico richiamo che avrei fatto io da osservatore all'arbitro è che secondo me, se te hai tutti gli elementi, hai visto bene, andando alla review, che non hai sicuramente un'immagine migliore ma un'immagine distante, sei stato troppo a vedere la review. 2 minuti e mezzo per uscire fuori con la stessa decisione di campo, una decisione che secondo me aveva già preso molto bene dal campo. Bene, prossimo episodio, andiamo adesso alla munizione di Pieraccini, che poi dà via al calcio di punizione
che da cui nasce porta il gol. Sì, l'abbiamo Monopoli. selezionata questa per, diciamo, legittimare la corretta decisione da parte dell'arbitro, perché a volte guardiamo solo l'esito del calcio di punizione, ma non guardiamo, diciamo, un pochettino quella che è la genesi del perché è nato un calcio di punizione. Quindi qua è corretta l'ammonizione del giocatore Pieraccini, perché c'è una trattenuta, il giocatore poteva saltare, aveva di fronte a sé sicuramente un'azione promettente di attacco, perché il giocatore, se non fosse stato trattenuto, sicuramente avrebbe puntato la porta. Quindi è corretta l'ammonizione e quindi è giusta anche il calcio di punizione, dal quale poi nasce il gol del Monopoli. Ammonizione pesante perché era diffidato, quindi salterà Catania Cosenza. Sì. Pieraccini. Allora, prossimo episodio, ed è il terzo, il gol annullato al Catania per fuorigioco. L'abbiamo messa per onor di cronaca, non c'è nulla di particolare da sindacare, perché, diciamo, il gol è praticamente in fuorigioco, si vede se facciamo anche un fermo immagine, ma abbiamo dei riferimenti ben precisi che possono aiutarci, al di là di non averci di non avere a disposizione la 16 metri, ma quello che ci può aiutare nel valutare correttamente la decisione dell'assistente e di conseguenza non abbiamo il fermo immagine in questo. Non l'abbiamo, ma sull'immagine l'ho larga fatto io ieri, è fuori gioco. si vede tranquillamente che rispetto alla linea dell'area di porta Rolfini è più avanti al momento in cui Lunetta gli passa il pallone. Allora, l'ultimo episodio abbiamo messo è quello del gol che dà, diciamo, la vittoria al Catania, il gol di Caturano. Sì, l'abbiamo messa anche questo non perché c'è qualcosa di particolare, ma per dare merito a un giocatore che nelle ultime 2 partite ci ha dato la soddisfazione di portare a casa 3 punti importantissimi, ma soprattutto per dare valenza al gesto tecnico di Caturano, che, come diceva Carlo prima, ha letto con 30 secondi di anticipo la situazione, è rimasto lì fermo, tranquillo, in attesa di sapere che lì sicuramente arrivava qualcosa. Era l'unico modo per fare gol. Il rapace di area di rigore. Qualunque altro movimento avesse fatto l'avrebbe sbagliato. Non sarebbe riuscito a ricevere la palla, perché l'area era intasata dai difensori. L'unica situazione era fare questo fuorilinea dalla linea avversaria, non l'hanno visto. Vi vorrei e chiudo qua, il pallone d'ausilio è geniale. E chiudo qua il discorso. Se rifacciamo vedere un attimo il gol di Caturano, sempre per parlare di quei contatti di disturbo che ci sono nell'area di rigore, guardate ciò che avviene al centro dell'area di rigore, perché è importante, c'è questo contatto Rolfini, non ricordo il nome del difensore del Monopoli, c'è un qualcosa che poteva far gridare al l'episodio della chiamata FVS. Secondo me è stata molto enfatizzata dalla gestualità dei calciatori del Catania, che in maniera molto rapida e veloce e in maniera evidente hanno chiamato l'attenzione della panchina, tant'è che dalla panchina secondo me c'è stata qualche titubanza nel chiamarla o non chiamarla, perché è il classico contatto di area di rigore dove l'arbitro difficilmente fischia calcio di rigore. Allora, chiudiamo qui con diciamo, gli episodi da Moviola. Io adesso chiuderei con le pagelle il migliore, così ci proiettiamo, Angelo, a quello che è, diciamo, il mercato, perché mi pare giusto parlare di mercato, ci sono tante notizie, e poi avremo anche il prossimo avversario, in mezzo tanto altro. Giulia. Sì, andiamo a vedere appunto chi è stato il migliore della partita che si è disputata ieri. Con l'aiuto della nostra regia lo andremo a scoprire. Io già ovviamente lo so, ed è proprio lui, Salvatore Caturano, con voto 8. E Vagliasindi scrive: 4 mesi di sofferenza cancellati con un gol di inestimabile valore. Il cannoniere per eccellenza della terza serie fiuta l'area dell'insperato colpaccio e sin dal suo ingresso in campo inizia a dare riferimenti più tangibili all'interno dell'area. I preparativi dell'apoteosi finale sono di varia fattura: 2 sponde per Rolfini, il rigore preso che precede il gol di Casasola e tanto movimento che incute timore alla retroguardia avversaria. Mentre D'Ausilio alza la testa per piazzare l'assist, lui ha già chiaro come si concluderà l'azione di vittoria, cose innate che non si possono allenare. E questo è stato il migliore. Adesso invece andiamo a vedere le pagelle per quanto riguarda tutti i giocatori del Catania, sempre con l'aiuto della nostra regia. Partiamo dall'allenatore toscano con voto 6,5.
In porta Dini, voto 7, Pieraccini 6,5, Allegretto 5,5, Celli 5, Casasola 7, 7 anche per Quaini, Di Tacchio 5, rilevato da Corbari 6,5, Donnarumma 5, sostituito da Lunetta con voto 7, sulla tre quarti Jimenez 5, al suo posto d'ausilio 7,5, Bruzzeniti 5,5, rimpiazzato da Rolfini 6,5, in avanti Forte che lascia spazio poi a Caturano con voto 8. Allora, Forte 5. Ah, Forte 5. vorrei sentire Angelo Patanè sulle pagelle. Sono d'accordo stavolta stranamente con le pagelle, anche con i numeri di Alessandro. Non ho visto la pagella di Toscano, francamente. 6,5, Angelo. Mi 6,5. stavo concentrando, 6,5 per il recupero. È come quando tu vai a scuola, no? Il primo quadrimestre lo fai così e così, il secondo recuperi e allora È una riesci media. a superare ampiamente. Giusto, riesci a superare ampiamente la sufficienza. Sono contento di quell'otto a Caturano che fa fare un passo indietro, una riflessione seria da un professionista serio come te, Alessandro, su quello che è il valore aggiunto Fino a di 3 questo settimane atleta. fa era come Montalto Era zero. l'anno scorso. Ora è Esatto. Caturano. Ora è Caturano. Però, C'è una bella differenza. Però siccome noi raccontiamo le partite, non raccontiamo gli uomini, ma raccontiamo le partite e raccontiamo gli atleti, Caturano torna ad essere quel giocatore importante e con grande onestà intellettuale tu oggi gli piazzi un 8, ma guarda che 8 l'avremmo potuto anche mettere a Lunetta, ad Ausilio. Sono stati due giocatori importanti e due crack della partita di ieri. Due domande però, due riflessioni, ma una la giro a te Alessandro e ad Angelo, perché Angelo non si espone mai, sta sempre dietro, ghignazza un po' e quindi gliela faccio subito. Ma dopo che Caturano fa 2 gol e porta 6 punti, dopo che Caturano è un giocatore che ovviamente dimostra in questo momento di essere più in forma di Forte, ma cosa scommettiamo che magari Toscano domenica prossima rimette in campo la stessa formazione? Quale Michele, formazione? pensi che Dell'inizio o del secondo tempo? formazione con Forte e quindi riscende in campo con Forte titolare e i soliti che ormai conosciamo. Ma di Angelo, questo perdonami, gruppo. se tu nella tua Sì. testa, tu Toscano, nella tua testa hai maturato la convinzione che le partite le vinci così, cioè ti fai un piano gara, diciamo, di gestione razionale, Un piano A, un chiaramente piano B. senza rinunziare all'idea di offendere e di cercare il gol, ma sapendo che se te li porti in panchina quei 3, 4, anche 5 Che ti spaccano che la ti partita. spaccano la partita, beh, se mi è riuscito così tante volte avrà un fondamento, quindi sono più propenso a pensare che contro il Cosenza, che peraltro è una squadra che difensivamente è molto strutturata, ha 2 centrali di grande fisicità, magari inizio con Forte e poi nel secondo tempo butto giù tutta l'artiglieria pesante. Allora, Io ci metterei E allora, anche un scusami. fattore, scusami Angelo, Sì. io ci metterei anche un fattore, Sì. visto che abbiamo un allenatore che è meridionale, io ci metterei anche il fattore scaramanzia che nel Che mondo del non calcio, nel mondo del calcio Non influisce molto e non guasta. Non guasta assolutamente. Angelo, ti rispondo. Guarda, secondo me in settimana una Esatto. riflessione su Caturano Toscano la farà. Poi vedremo un po' cosa succederà, Però nel senso vedremo. farlo partire Bene, titolare allora, in questo questo è- senso. Un elemento in più, Caturano questi 2 gol e queste 2 buone prestazioni le ha fatte entrando a partite in corso. Non sappiamo se ha 95 minuti Questa è sulle una gambe in riflessione che questo va fatta momento. anche, Giusto? dicevo io proprio Carlo? questo. Alessandro, Però vi devo interrompere, ragazzi. Lo farei Ra- giocare dall'inizio. Allora, Carlo lo farebbe già lui lo all'inizio. farebbe giocare dall'inizio, insomma, siamo quasi un po' tutti su questa linea. Ma direi- più che questo tema, Alessandro, ci dobbiamo fermare. Dopo lo Vabbè, riprendiamo questo tema. faccio una riflessione dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità restate con noi. Allora, riprendiamo da una tua riflessione? La riflessione è sui trequartisti. C'era doppio del Crotone a Cosenza. Sì, insomma, un 1-2 che lascia il segno, siamo al 53esimo minuto
e Cosenza che quindi vede allontanarsi la vetta sensibilmente. La riflessione, Angelo, è anche sui trequartisti, nel senso che noi abbiamo ipoteticamente 2 uomini assist che i numeri dicono tra i migliori di tutta la Serie C, D'Ausilio e Bruzzaniti. Secondo Carlo sono 2 giocatori compatibili, nel senso uno centrodestra e uno centrosinistra per sostenere la prima punta contemporaneamente? Meglio sicuramente una punta con un attaccante con caratteristiche diverse, cioè con uno che sappia attaccare la profondità, vedi Rolfini o Lunetta. Ma i 2 trequartisti possono tranquillamente, D'Ausilio e Bruzzaniti, giocare in qualsiasi parte del campo. Perché il problema del Catania in alcune fasi della partita è riuscire a verticalizzare in maniera diretta verso la prima punta. Avere D'Ausilio e Bruzzaniti potrebbe essere una soluzione per io ti rispondo, curare questo che serve piccolo soprattutto difetto. Un centrocampista che sappia verticalizzare, che sappia rischiare l'imbucata, il filtrante. Nessuno dei 3 centrocampisti che ha il Catania ha queste caratteristiche. Non ci sono dubbi. Allora, prima di addentrarci nel mercato, Angelo, volevo proporvi il sequel della grafica che abbiamo fatto vedere la scorsa settimana del testa a testa tra Benevento e Catania. Catania sta prendendo un'aspirina. No, è una cosa semplice, è solo per dare così l'aggiornamento su quello che è lo stato di forma delle 2 capoliste della Serie C. L'abbiamo proposta la scorsa settimana, adesso ci concentriamo su quello che è il rendimento nel girone di ritorno. Sono 3 gare, con un rendimento identico, 7 punti, però il Catania ha giocato 2 volte in trasferta rispetto al Benevento, ha giocato a Foggia e a Monopoli, il Benevento invece ha giocato in casa col Crotone e col Casarano, e il prossimo turno avrà il Siracusa in casa. Più o meno identico anche il rapporto differenza reti in queste 3 gare, 5 gol fatti e 1 subiti dal Benevento, 5 gol fatti e 2 subiti dal Catania. Per quanto riguarda il calendario, ci sarà una situazione analoga nel prossimo turno, cioè il Benevento che gioca prima del Catania. Il Benevento giocherà sabato alle 14.30 contro il Siracusa e il Catania riceverà il Cosenza domenica alle 14.30. Il turno successivo invece si inverte questo trend, perché il Catania giocherà prima del Benevento, giocherà a Potenza contro il Sorrento di sabato alle 14.30, mentre di domenica alle 2.30 il Benevento renderà visita all'Atalanta Under 23. Insomma, riflessioni. Patanè, c'è una riflessione da fare? No, è frizzato Patanè, quindi in questo momento non riflette, un paio di messaggi e poi facciamo il mercato. E a proposito del Cosenza, guardando la partita del Cosenza, penso che forse è il momento giusto per incontrarla e fare bene in campo per portare a casa i 3 punti, perché non sembra la stessa del girone di andata. Poi una domanda per Vagliasindi. Ho avuto la netta sensazione che ieri l'assenza di Di Gennaro è pesata oltremodo e che la vittoria abbia coperto questa problematica. Lei cosa ne pensa a riguardo? Di Gennaro è Di Gennaro, mica puoi sostituirlo così senza colpo ferire. È chiaro che anche la squadra deve assorbire questa assenza anche nei movimenti della linea, però devo dire che complessivamente la linea difensiva ieri, pur avendo avuto alcune esitazioni, ha tenuto botta a una coppia d'attacco importante come quella del Monopoli, e che comunque ieri il Catania teoricamente avrebbe avuto Miceli, ma il Monopoli si è impuntato, non ha voluto che Miceli potesse giocare col Catania contro il Monopoli, quindi l'arrivo di Miceli è slittato a oggi, perché Miceli è arrivato oggi, domani sosterrà le visite mediche e mercoledì sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra, e vista la squalifica di Pieraccini non è da escludere che domenica giochi titolare contro il Cosenza. Possibile Gherardi anche? Gherardi era ieri in panchina, si è allenato tutta la settimana prima di Monopoli col gruppo, chiaramente è in condizione di poter giocare, bisogna vedere quanti minuti ha sulle gambe, perché ricordiamoci è fermo alla partita di Caserta perché fu espulso, 4 giornate di squalifica, poi l'intervento
praticamente non gioca da un bel po'. Dai primi di novembre. Potrebbe essere, diciamo, un azzardo. Magari farlo giocare a partita in corsa. Già è più ragionevole come prospettiva. Sì, c'è Patanè che vuole dire una cosa, abbiamo 1 minuto e mezzo prima della prossima sosta, Angelo. Ti basta? Prima che il telefono mi ribolla ad ascoltare i numeri di Alessandro che fanno passare in tilt anche le linee informatiche, però Alessandro, probabilmente la differenza tra in questo momento tra Benevento e Catania sta nei gol che il Benevento riesce a realizzare, tanti di più rispetto al Catania, e questo probabilmente è uno degli argomenti che dovrà sciogliere Toscano, perché è normale che però Angelo in quella schermata abbiamo fatto vedere hanno segnato lo stesso numero di gol nelle ultime 3 partite Benevento e Catania. Nelle ultime 3 partite però sì. Nel computo generale c'è un sistema gollifero che è diverso rispetto a quello del Catania. Sicuramente sì. Nel capire se l'emergenza del Catania è iniziale, perché arriva Catulano e si infortuna, da quel momento forte diventa il titolare di questa squadra e si disegna una squadra con un sistema di gioco che sia utile per Forte, che non è lo stesso sistema di gioco che invece può servire a Catulano non puoi chiedere di fare lo stesso lavoro che fa Forte, non gli puoi chiedere di fare 5-6 volte, 10 volte per tempo il centrocampista, giocare sempre spalla alla porta. Catulano vuole stare negli ultimi 16 metri, 12 metri, vuole stare lì dove ha fatto il gol ieri, pronto a trovare il gol sulla deviazione, sul cross, e probabilmente in tutto questo c'è da capire come, soprattutto in trasferta, il Catania si sistemerà, perché ieri il Monopoli, ricordiamoci che aveva un'emergenza difensiva assoluta, eppure per un tempo non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. È stato bravo Colombo perché ha innescato lì in mezzo al campo giocatori importanti come Valente e Calcagni, imputato Battocchio. Greco ha fatto una partita straordinaria contro il Catania, perché il Catania è prevedibile se gioca con quel sistema di gioco. Qualunque allenatore conosce come scenderà in campo il Catania, e se in casa è un sistema che diventa foriero di vittorie importanti, seppur a volte ridotte al lumicino, fuori casa può essere un sistema che probabilmente andrà cambiato proprio per evitare che il Catania diventi una squadra facilmente intellegibile, facilmente praticabile, facilmente contrastabile. Grazie Angelo, grazie Angelo, ci dobbiamo fermare, torniamo per l'ultimo quarto d'ora, mercato e prossimo avversario, ci sono anche i messaggi da casa. Eccoci, siamo di nuovo in studio, l'ultimo segmento di Corner. Allora, Alessandro, parliamo subito di mercato, abbiamo una scheda da fare vedere, una grafica. Sì, abbiamo preparato, diciamo, il focus sul mercato per dare contezza di quelli che sono finora gli arrivi e le partenze e quelli che possono essere gli obiettivi in entrata. Acquisti già ufficiali Bruzzaniti e Ponzi. Da ufficializzare Miceli, ma è un affare già fatto e finito. Ponzi è un colpo tra virgolette a sorpresa, perché è un nome che non era mai stato accostato al Catania in questa sessione invernale di mercato. È un ragazzo che ha contribuito in maniera fattiva alla promozione in B del Modena, poi ha avuto una prima stagione in Serie B molto positiva, con molte presenze, assist e anche un gol. Poi ha avuto un paio di infortuni e in questa stagione ha fatto quasi sempre panchina a Modena, quindi è un giocatore che ha bisogno sicuramente di minutaggio per tornare a una condizione ottimale, ma nelle valutazioni della dirigenza del Catania è l'alternativa in fascia a Donnarumma, ma anche a Casasola, perché è un ambidestro, anche se ha quasi sempre giocato a sinistra a Modena. Miceli è un centrale, insomma, di grande esperienza, più di 300 presenze in Serie C, 34 anni,
fisicità ma anche piedi abbastanza educati, e un rinforzo della difesa che era stato già individuato indipendentemente dall'infortunio di Gennaro, che poi è arrivato dopo. In realtà doveva essere il sostituto di Martic, che nelle valutazioni della dirigenza appunto era il difensore in uscita del pacchetto, quindi Miceli in realtà era stato acquistato come vice di Gennaro, adesso si trova in una proiezione diversa e in ogni caso il Catania, vista la grave infortunio di Gennaro, prenderà un altro difensore centrale. I nomi che sono circolati sono sicuramente nomi valutati dal Catania. Parliamo di Rigione che in questo momento milita nell'Avellino e di Carneglutti del Crotone, che in questo momento è in campo in Cosenza Crotone. Su Carneglutti il problema è rappresentato dai costi dell'operazione, costi ritenuti dal Catania eccessivamente onerosi, trattandosi comunque di un difensore. Quindi al momento è un'ipotesi diciamo non viva, a meno che il Crotone diminuisca le pretese per liberarlo, ma non è una circostanza che possiamo così constatare nell'attualità. Per quanto riguarda Rigione, il Catania ha fatto una prima proposta al calciatore, il quale è un po' restio ad accettare magari un impegno a breve durata fino a giugno, e quindi in questo momento bisogna capire se le parti riusciranno a incontrarsi. Ma come è stato nel caso di Ponzi, il Catania potrebbe anche fare un colpo a sorpresa di un giocatore che magari fino a questo momento non è stato segnalato dagli uomini mercato nell'orbita dell'interesse del Catania, quindi Rigione, Carneglutti diciamo sono candidature credibili, ma ce ne potrebbe essere anche una a sorpresa. Per quanto riguarda il centrocampo, sì, l'ipotesi su cui il Catania aveva lavorato nella prima parte della sessione invernale mercato, cioè Yabua, possiamo ritenerlo ormai un giocatore prossimo a vestire la maglia della Salernitana, che lo preleverà dall'Atalanta in prestito. Strano, con un tutti riscatto. I giocatori che sono sempre nel minimo del Catania finiscono poi a Salerno. Quindi il Catania, avevamo parlato la scorsa settimana dell'interesse per un calciatore in forza a un'altra squadra di Serie C, con la quale trattava la risoluzione per potersi poi accordare con il Catania. Il calciatore in questione si chiama Gennaro Campora. Questa operazione sostanzialmente si è arenata perché il Benevento non intende concedere la risoluzione di contratto da Campora, sapendo che alle sue spalle c'è una concorrente diretta come il Catania. Quindi il Catania in questo momento sta valutando altri profili. Riteniamo che le candidature iniziali che abbiamo segnalato a inizio calciomercato, cioè Ballocchia soprattutto, sia un'ipotesi non del tutto tramontata, nonostante la Ternana finora abbia fatto resistenza a liberarlo. Però voi mi insegnate che il calciomercato vive di fasi, più si va verso la conclusione, più possono scaturire degli effetti domino. Però oltre a Ballocchia il Catania certamente ha altri obiettivi nel suo mirino, e anche in questo caso, come già detto per Ponzi, potrebbe essere un nome finora mai circolato, però che arriverà un altro centrocampista è un fatto certo. Allora, coinvolgiamo anche Angelo Patanè. Angelo, c'è una domanda da casa, te la giro subito così la vedo. Angelo, sì, volevo soltanto dirti che Alessandro già sa tutto e che lui ovviamente non lo vuole dire. Guardate dietro quelle basette, quel sorriso, quel ghigno che si nasconde di colui che sa perfettamente di chi sta parlando, e quindi ci aspettiamo che poi anche lui sciolga le riserve non appena avrà il nulla osta da parte dei suoi informatori. Ce n'è uno a centrocampo che veramente mi piace tantissimo. Non fare nulla. Speriamo. Non diciamo nulla perché poi magari qualcuno a Salerno sente e incrociamo le dita, ne abbiamo parlato Alessandro, ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Allora, Angelo, prima di entrare diciamo nel segmento finale, nel senso che parleremo del prossimo avversario,
Da casa ci Anche perché chiedono. Carlo si deve allenare domenica, Esatto. perché mi ha lasciato solo questa settimana, ma insomma io ho bisogno di lui, quindi E guarda che informala, Carlo è Carlo. allenatissimo. 87-88 punti ci chiedono da casa, No. sono sufficienti per vincere il In campionato? questo momento la media dice quasi 83 punti, cioè 2,18 a partita alla 22esima giornata, 48 punti le squadre di testa, significa 2,18 a partita, moltiplicato per 38 fa quasi 83 punti. Quindi 87, Oggi sarebbe tra 82 e 83 punti. ma 87-88 potrebbero bastare. A voglia. A voglia, Cioè, 87. basterebbero 82-83 oggi. Ok, Però ci sono i Arrivaci. confronti diretti, ovviamente, allora i confronti diretti, poi ne che parliamo. possono modificare questa media punti. Ricordiamo che possono cambiare anche le cose Certo. con le decisioni anche del Tribunale federale, Non c'è che può, dubbio, può non c'è anche dubbio. Diciamo, cambiare la classifica, ridisegnare la Ma lo classifica. andiamo a vedere il calendario Vediamo il prima del calendario, prossimo dai. avversario? Intanto c'è un FVS che è stato chiamato, ma vediamo fra poco cosa è successo. Vediamo il calendario. Parliamo di Cosenza Crotone. Il calendario del Catania. Il calendario del Catania, ovviamente. Sì, Eccolo, andiamo sta a vedere. arrivando. No, questo è il prossimo avversario, ne parleremo tra poco. Adesso invece parliamo del calendario, eccolo qui. E il Catania giocherà domenica 25 gennaio alle 14:30 al Massimino con Catania Cosenza. Sabato 31 gennaio sempre alle 14:30 trasferta a Sorrento. Poi si torna in casa venerdì 6 febbraio alle 20:30 per Catania Trapani. E infine martedì 10 febbraio ancora in notturna alle 20:30 Catania Cerignola. Ricordiamo che Catania Trapani, come ha già detto prima Angelo Gagliano, potrebbe essere rinviata Potrebbe. per Diciamo motivi che si va di verso il ordine rinvio pubblico. per motivi di ordine pubblico, a A prescindere, prescindere da che... quello che deciderà il Tribunale Federale giovedì sul Trapani. Ok. Andiamo sul prossimo avversario. Vediamo il prossimo avversario. Chiaramente è una panoramica sul Cosenza, che è il prossimo avversario del Catania, circoscritta all'ultimo impegno disputato, cioè settimana scorsa, il pareggio a Salerno per 0-0, perché in questo momento, mentre siamo in onda, c'è in corso Cosenza Crotone, punteggio 0-2 al 73esimo. E il dato più eclatante del Cosenza, che ci deve indurre a delle riflessioni, è quello che vedete in fondo a sinistra. Rendimento esterno del Cosenza, 11 partite disputate, una sola sconfitta a Foggia il 30 novembre 2025 2-1 con 2 rigori sbagliati da Garritano del Cosenza, poi 3 vittorie e 7 pareggi, ma soprattutto guardate il numero di gol subiti in trasferta, 10 in 11 partite, numeri importantissimi, significa che comunque il Cosenza è una squadra diciamo a vocazione esterna, per caratteristiche probabilmente dei calciatori che ha, per blocco difensivo che riesce a gestire bene la pressione nelle partite esterne, e anche per la capacità di ripartire con dei giocatori molto veloci, anche se non tutti saranno disponibili per la gara del Massimino, perché come vedete i migliori marcatori, 7 Ricciardi, che in questo momento è in campo e che se non dovesse prendere l'ammonizione perché è diffidato domenica sarà presente al Massimino, non ci sarà Mazzocchi che è assente già da diverse settimane, 5 gol Quan che oggi è squalificato in Cosenza Crotone ma tornerà disponibile per domenica, e poi a 3 gol c'è Ashur. Tra l'altro nel corso di Cosenza Crotone vi segnaliamo che il terzino destro Ciotti, proveniente dal Trapani, era in diffida, ha preso il cartellino, quindi salterà Catania Cosenza, e il difensore Ferrara, che era subentrato all'intervallo a Dorazio, si è infortunato, è uscito per un infortunio muscolare, tanto da costringere Boucher a giocare adesso con la difesa a 3 anziché con la difesa a 4, quindi un Cosenza che potrebbe avere sul groppone... C'è un errore sulla grafica Cosenza mi fanno rilevare, ma evidentemente... ok, vabbè, non ha importanza, comunque il Cosenza quella partita l'ha vinta in casa per 2-1 contro la Cavese, Okay. quella è la partita Cosenza-Cavese 2-1. Chiaramente, dicevo, se dovesse finire con la sconfitta interna col Crotone,
il Cosenza arriverebbe insomma, con un morale abbastanza basso, perché fino a 3 settimane fa si parlava della possibilità che anche il Cosenza potesse competere, diciamo, per la promozione diretta in Serie B, fermo restando che rimane una partita molto difficile per il Catania, quella di domenica. Allora, siamo in chiusura, Angelo, siamo ai saluti, ti aspettiamo domenica allo stadio. Noi stiamo domenica allo stadio, saremo pronti, c'è Carlo, c'è la nostra squadra, ci sarai tu, ci sarà Alberto. Reputo che partite facili non ce ne saranno. Dalla prossima settimana, Alessandro, se sei d'accordo, metteremo a specchio i prossimi impegni sia del Catania ma anche del Benevento. L'abbiamo già fatto stasera, eri distratto. Stavi parlando con Tabbiani. No, il collegamento è caduto in quel momento e quindi non ha visto il ritorno. Stavamo ricordando la cena per domani con Tabbiani, non vedo l'ora di vedermi. Quindi o eri impegnato con il fiore bianco o stavi parlando con Tabbiani? Va bene, grazie, state tranquilli. Giulia, un piatto di Canederli. Siamo praticamente alla fine. Un messaggio per chiudere, solo un uno. messaggio per chiudere. Ok, come diceva Patanè per Caturano, che per entrare in forma doveva macinare ancora chilometri, bene, a questo punto penso che Caturano abbia raggiunto i chilometri per entrare in forma. Gli faremo il tagliando domenica. Grazie Giulia, grazie per essere stata con noi a Como, ti aspettiamo a diretta stadio domenica, grazie a Max Velotto. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Vagliasini. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Carlo Grazie Breve. Angelo, buona serata a tutti. Grazie ad Angelo Patanè. Mi siete mancati, devo essere sincero e onesto, non vedo l'ora di tornare. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Con la scenografia nuova ti aspettiamo, Angelo. Allora, fra poco, dopo la nostra sigla, arriva la differita integrale del match tra Monopoli e Catania, il commento di Marco Carli con Carlo Breve. Noi con Cono ci ritroviamo lunedì, ma abbiamo già detto che comunque saremo insieme a voi domenica all'ora di pranzo per seguire la partita tra il Catania ed il Cosenza, ma devo anche ricordarvi che venerdì nel pomeriggio c'è preview con Marco Carli. A tutti una buona serata.